Buonasera, ospite di questo nostro approfondimento di TVA speciale e oggi il sindaco di Porto Empedocle Ida Carmina, che ringraziamo per la sua partecipazione. Avevamo chiuso con il periodo natalizio, una pausa per le feste, avevamo chiuso con il sindaco ex sindaco di Porto Empedocle, quello di Agrigento Filetto, e per una sorta un po' di analogia abbiamo preferito iniziare le trasmissioni del 2019 con chi ha sostituito il sindaco Filetto, con una brillante vittoria a Porto Empedocle nel giugno del 2018, ed è Ida Carmina. Ida, si aspettava questa vittoria così eclatante? Gli empedoclini gli hanno dato fiducia, una fiducia che verrà ripagata, è stata ripagata, insomma facciamo un po' il punto della situazione. Si aspettava questa vittoria? Beh, sicuramente, intanto buonasera a tutti, sicuramente non mi aspettavo questa vittoria perché la nostra è stata una scommessa, noi diciamo un po' una donna seguita da un po' di giovani piena di ideali, di speranze nel futuro, con tanta voglia di fare il bene del proprio paese, che si sono appunto messi all'opera e proposti alla popolazione per costituire un'alternativa rispetto a quella che era stata la politica degli anni precedenti, un nuovo modo di fare politica, di intendere la politica. I cittadini che entrano nelle istituzioni si rendono protagonisti di quella che è la vita del paese. E non mi aspettavo davvero quella che è stata, prima che una vittoria elettorale, dico una liberazione, cioè penso che questo grande suffragio che ho ricevuto sia stato inteso così, come chi si volesse liberare da un passato un po' ingombrante, pesante, che aveva reso, fra virgolette, schiave molte persone da un modo vecchio di intendere la politica, in questo caso con la P minuscola, e volesse rinascere. Ora, se siamo riusciti nell'intento, certamente noi abbiamo un approccio diverso alla politica, non facciamo discriminazioni, chiunque ha buoni progetti per il paese, a prescindere dalle appartenenze, viene accolto, viene supportato nelle sue idee, nelle sue progettazioni. Diciamo, siamo aperti a tutti gli uomini di buona volontà, noi interessano persone oneste, propositive, che vogliono il bene del nostro paese. Tra l'altro voi siete stati i pionieri di una vittoria del Partito dei 5 Stelle localmente, quindi c'è stata anche lei, ricordo il sindaco Alba di Favara, siete stati un po' la novità, ecco, la novità delle elezioni del 2016, una novità che poi è arrivata, ricordiamolo, con la vittoria di 5 Stelle al governo nazionale e per pochissimi punti percentuali la non vittoria alle regionali di Cancellieri, quindi un trend che, diciamo, siete stati un po' da apripista, ecco. Sì, sì, certamente. Io penso che chi non è del Movimento 5 Stelle non può capire il Movimento 5 Stelle, nel senso che una persona come me, che fino all'anno prima non si occupava assolutamente di politica attiva, ma semplicemente come una brava cittadina informata dei fatti, seguivo le vicende nazionali, le vicende della nostra terra, improvvisamente viene proiettata nella dimensione attiva della politica e riesce a entrare nel governo delle istituzioni. Ora, questa possibilità nel movimento viene data a tutti coloro che da cittadini vogliono proporsi e questo messaggio vogliono, diciamo, diventare protagonisti del futuro della propria terra, e questo messaggio dirompente rispetto a chi aveva male amministrato evidentemente questa nostra terra ha avuto il plauso e la condivisione di tante persone che veramente hanno appoggiato questo diciamo nuovo movimento, sperando che appunto tutte quelle che erano, non parlo di promesse, ma gli impegni elettorali venissero portate avanti. E devo dire che, vista la bellissima notizia che abbiamo avuto ieri del Consiglio dei Ministri, che ha finalmente varato il decreto per il reddito di cittadinanza e quota 100, devo dire che gli impegni, e questa era una delle 5 Stelle, il reddito di cittadinanza, li stiamo portando avanti con
come movimento, quindi c'è una credibilità, non si tratta, come ha detto il Presidente Conte, di vane promesse elettorali improvvisate, ma di chi veramente vuole realizzare il bene della gente. Sindaco, e questo premia. Una curiosità, ecco, lei ha una tradizione familiare prettamente democristiana, cosa Sì. l'ha spinta a sposare il progetto di 5 Stelle, un progetto sicuramente innovativo? Ecco, molti dei suoi, diciamo, antagonisti politici dicono che insomma, il suo DNA è democristiano. Com'è che si sposa la scelta 5 Stelle? Sì, allora devo dire una cosa, che la Democrazia Cristiana era un partito, ma prima ancora di essere un partito... Vorrei ricordare che oggi, tra parentesi, fa 100 anni alla fondazione del Partito Popolare di Sturzo, giusto così? Sì, con l'appello ai liberi. Dunque, dico appunto che prima ancora di essere un partito, la Democrazia Cristiana era diciamo, un sistema di valori. Ora, questi valori, che erano in realtà la possibilità che i cristiani si impegnassero in politica, portando avanti appunto questo coacervo di rispetto dell'uomo in quanto centro del creato, diciamo così, e di tutto il bene, certo. quindi del bene comune, eccetera, eccetera, questi principi ispiratori adesso, mentre prima c'era la logica del partito unico dei cattolici, si sono un po' sparsi come il seme nella terra, quindi non c'è più un partito che sia riferimento dei valori e dei principi dei cattolici, assolutamente no. Quindi io ugualmente nel Movimento 5 Stelle faccio riferimento a quelli che sono i principi e i valori fondamentali che hanno ispirato il mio impegno nella partecipazione e nella cittadinanza attiva, perché io prima di fare politica comunque non mi disinteressavo delle cose della città, facevo parte di tante associazioni, alcune di cui continuo a far parte, del volontariato, ma questa esigenza di portare avanti la politica con la P maiuscola a servizio della gente, per il bene della gente, non è dissimile da quella appunto portata avanti da Sturzo, da De Gasperi, che De Gasperi diceva siamo un partito di centro che guarda verso sinistra, nel senso che un partito moderato di persone che sposano un sistema misto che non era né quello comunista né quello liberista, certo, che guarda alle esigenze degli ultimi. E alla fine dico che questa ricetta in termini di valori va sempre bene, cioè alla fine nel Movimento 5 Stelle cosa si dice? Nessuno deve rimanere indietro, cioè noi partiamo da chi ha maggiore bisogno, perché la politica è servizio a chi ha bisogno e in particolare quindi il banco di prova della politica non è aiutare chi già sta bene e non ha bisogno di niente, ma evidentemente è dare una mano e diritto di cittadinanza a tutti, soprattutto a chi è più in difficoltà, perché se no è facile diciamo aiutare chi sta. Il problema è riuscire a dare dignità a chi è in sofferenza, è quello il banco vero di prova. Allora nel momento in cui tu riesci a dare risposte adeguate a chi ha maggiore disagio, evidentemente tutta la società ne beneficerà. Ma lei pensa di averle date queste risposte in questi 2 anni di amministrazione? Allora io penso che evidentemente uno può dare le risposte in base agli strumenti di cui dispone. Certamente la mia ispirazione ideale è sempre quella. Una signora l'altro giorno mi ha scritto: mi hanno detto che tu aiuti tutti. Ora evidentemente l'aiuto può essere di vario tipo, anche la possibilità di accogliere la gente, di farsi, di poter parlare al sindaco, esporre i propri problemi, ricevere anche la pacca sulla spalla quando uno ha le mani nude, non disponendo di granché, è qualcosa, un modo diverso di intendere la politica. La mia porta, lo sanno tutti, è sempre aperta e francamente Porto Empedocle è in una situazione di grandissima problematicità dal punto di vista occupazionale, di disagio sociale, eccetera, però io penso che non si possa essere felici da soli, quindi è giusto ed è quasi un primato morale che deve essere del sindaco quello di attenzionare tutta la città a partire proprio da chi ha più necessità. Sindaco, facciamo un po' di cronostoria. Ecco, lei della sua amministrazione, lei arriva con una situazione debitoria pesante e
decidete di dichiarare il dissesto. Ecco, dico, questa è la prima fase della sua attiva amministrazione. Dico, ma lei era cosciente già in campagna elettorale che il Comune non attraversava, diciamo, aveva le casse vuote? No. Allora, questo mi è stato chiesto da molti, dice, ma tu lo sapevi? In realtà non è così, nessuno sapeva quali fosse l'entità del disastro di Porto Empedocle. Come reagisce lei a questa scoperta? Perché evidentemente noi avevamo tutti gli strumenti contabili, i documenti contabili positivi, riaccertamento straordinario più 800.000 euro, rendiconto 2014 più 3.600.000 euro, Renzi, era stato un vanto del sindaco Firetto di aver lasciato, ecco, sì. E non solo. Non c'era alcuna risultanza, cioè alcuna documentazione che indicasse questa entità del disastro. Noi abbiamo dichiarato il dissesto pur avendo dei documenti contabili in positivo, cioè sulla base della situazione di fatto. Quando è che lei scopre il dissesto? Lo scopro l'indomani che sono arrivata, perché la dottoressa Rizza lascia una relazione datata proprio 20 giugno, il commissario straordinario che aveva avuto in mano, diciamo, l'amministrazione fino nel 2015 fino al 2016, lascia una relazione in cui dichiara che l'unica strada percorribile è il dissesto finanziario, una corposa relazione con tutti i dati, e in cui questa stessa sezione veniva fatta dall'allora dirigente degli uffici finanziari, lo stesso dirigente del sindaco Firetto, che dice, vista la situazione, vista la struttura dell'ente, eccetera, 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 noi riteniamo che il dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 sia l'unica soluzione. Non solo, noi avevamo dei pesantissimi rilievi da parte della Corte dei Conti che ci imponevano una scelta immediata e le casse assolutamente vuote, con 180 circa creditori che bussavano ogni giorno alla mia porta, cioè veramente un vaso di Pandora si è aperto. Quindi è stata una delusione praticamente, no? Non è che è stata una delusione. Ma lei non se lo aspettava? Non mi aspettavo questo tipo di situazione. Io appunto sono credente e penso che se il Signore consente nella nostra vita determinati accadimenti è perché ci vuole lì in quel momento, in quel posto. Quindi, come dire, mi sono sbracciata e mi sono messa all'opera senza pensare al fatto che in effetti fosse una situazione così pesante. Io intendo la politica come servizio al cittadino, quindi si vede che mi era richiesto un servizio davvero forte. Lei diciamo, è costretta a dichiarare il dissesto? Ma evidentemente nessuno ha piacere di dichiarare un dissesto finanziario. Devo dire che il dissesto finanziario è un'estrema ratio, ma è come dire, la chemioterapia nei confronti di chi ha il tumore. Nessuno vuol fare una chemioterapia, dice fatevi no. Però alla fine può salvare la persona, quindi diciamo era necessario e inevitabile, cioè c'erano tutte le risultanze, i documenti indicavano della dottoressa Rizza, del dottore Alesci, indicavano quella direzione, non potevamo esimerci, anche perché non c'era effettivamente nulla per poter offrire servizi essenziali ai cittadini e il ritardo in questo caso poteva essere di ulteriore danno. Forse il dissesto avrebbe dovuto essere dichiarato prima, qualora le risultanze contabili non fossero state, diciamo così, sbagliate, quantomeno con dati che non riportavano quella che era la veritiera situazione dell'ente. Quindi lei sta amministrando ora con i 3 commissari in una situazione chiaramente post default. Con i commissari che tipo di numeri sono venuti fuori? Ecco, alla missione hanno richiesto... Qual è la situazione, sì, la situazione diciamo, attuale e come si può risolvere chiaramente il lavoro dei commissari? Evidentemente apre una procedura. Hanno individuato cioè le richieste, il debito, diciamo. ecco, le richieste di ammissione alla massa passiva attualmente sono circa sul 21 milioni di euro. 21 milioni di euro. Un comune come Porto Empedocle ha un debito di 21 milioni di euro. Consideriamo che sono andati via anche 14 milioni di euro di royalty dell'Enel, quindi già di per sé una spesa ulteriore rispetto a quello che è il normale trend di spesa di un ente di 35 milioni di euro fra 14 e 21. Sì. Di questi
questa somma l'OSL ne ha messe, perché tutti sono a verifica, attualmente circa 16 milioni di euro. C'è stata una controversia per quel che riguardava l'anticipazione di tesoreria da parte del tesoriere, appunto dell'Unicredit, perché in realtà la OSL amministra la situazione fino alla dichiarazione del dissesto, cioè al 31/12/2015, e al 31/12/2015 il maggior creditore dell'ente comune era appunto la Unicredit, la banca, per circa 6 milioni e 200 mila euro non restituiti dall'amministrazione, e quindi questo ha determinato un ulteriore aggravio di peso durante questi anni, perché quando si parla di dissesto dice ma quell'altro comune è pure in dissesto. È vero, ci sono tanti comuni in dissesto e purtroppo andranno ad aumentare, perché deve cambiare l'impianto e le regole finanziarie degli enti territoriali, dei comuni in particolare, perché così non si può andare avanti, devono cambiare queste regole, ma ogni situazione è diversa dall'altra. Ci sono comuni che hanno dichiarato il dissesto pur avendo integra l'anticipazione di tesoreria, quindi hanno potuto continuare ad amministrare e a fornire quel minimo di servizi alla popolazione, mentre noi ci siamo trovati nella totale difficoltà. Io mi ricordo, mi sono seduta, mi ha consegnato la fascia il 28 giugno la dottoressa Rizza, il 2016, e io il 29 ho dovuto scongiurare il primo sciopero dichiarato degli operatori ecologici, non mi ero neanche seduta, e firmare la proroga ai precari con il taglio delle ore. Cioè, pensate che è una cosa pesantissima, una persona che arriva, dice faccio il sindaco, cerco di amministrare la mia città, i primi provvedimenti sono stati di questo tenore. È stata finora una dura battaglia, devo dire, però... Quindi quale sarà il lavoro finale dei commissari? I commissari liquideranno, chiameranno i creditori, liquideranno. Con il dissesto si avrà sostanzialmente un dimezzamento dei debiti, perché si crea la massa passiva per assicurare la par condicio creditorum, cioè che tutti i creditori siano trattati alla stessa maniera, e noi abbiamo deliberato di pagare il 50%, perché la legge consente alle amministrazioni di decidere una percentuale dal 40 al 60% di pagamento ai debitori. Quindi evidentemente questo debito di 16 milioni di euro attualmente riconosciuto verrà dimezzato e diventerà di 8 milioni di euro. Questo debito non è che viene cancellato, sarà pagato con determinate modalità sempre dal comune, grazie a un fondo di rotazione del Ministero degli Interni, cioè la Cassa Depositi e Prestiti coprirà questa massa debitoria prestando dei soldi al comune, che saranno allora certo poi restituiti. Quindi in realtà l'amministrazione precedente ha lasciato debiti per anni e anni, compresi quelli a cui vanno aggiunti quelli per le opere. Viene dimezzato anche il credito, anche l'Unicredit viene dimezzato, no? Allora, questo è stato il problema con riferimento all'Unicredit. Sono delle cose un po' tecniche. In buona sostanza la legge fa obbligo al tesoriere di iscriversi alla massa passiva, cioè faceva, perché poi c'è stata una innovazione da parte del governo Gentiloni. Evidentemente una volta che si iscrive alla massa passiva non può avere due volte il ritorno la banca. Che succede? Al 1° gennaio di ogni nuovo anno la banca deve concedere una nuova anticipazione, una nuova erogazione di credito. Quindi quando al 1° gennaio del 2016, perché gli effetti del dissesto vanno al 31/12/2015, non era rientrata la banca Unicredit del debito di 6 milioni e 2, doveva dare al comune di Porto Empedocle una nuova anticipazione per altri 6 milioni e 200, più o meno, sto facendo delle cifre approssimative. Che ha fatto? Ha fatto con una mano ti do e con l'altra ti tolgo perché tu ancora me li devi, con ciò alterando quella par condicio. Ora, noi ritenevamo come interpretazione che, visto che c'erano
c'era questa normativa che imponeva l'iscrizione alla massa passiva della banca tesoriere, ciò fosse fatto appunto per consentire di ridare l'anticipazione a un ente di poter fornire i servizi essenziali, perché se io dichiaro il dissesto che non essendo in grado di fornire servizi essenziali perché non ho soldi, e questo è l'effetto del dissesto, non si applica nei confronti del maggiore creditore, che è quello che mi dà i soldi per erogare i servizi, evidentemente io non potrò fare nulla. Quello che è successo poi a Porto Empedocle, la situazione di Porto Empedocle è molto particolare. Su questo abbiamo avuto un contrasto con l'OSL, perché l'OSL ha ritenuto che una volta che i soldi, diciamo forzosamente, la banca se li era ripresi, anche se ha chiesto l'immissione alla massa passiva, non li ha ammessi alla massa passiva. Quindi ritenendo però che in effetti questi soldi dovessero andare alla nuova amministrazione, ma in questo caso si verificasse una sorta di surroga, per cui noi, nuova amministrazione, visto che la banca se li è presi da sé, ci sostituiamo alla banca e li prenderemo dall'OSL. Ora che succede? E qui è intervenuto, devo dire, grazie al governo Conte, che davvero ha preso in considerazione la situazione dei comuni e della sofferenza dei comuni che vanno in dissesto. Che cosa succede? Che io, preso atto che questa interpretazione era confermata dal Ministero degli Interni, sono andata a dire sostanzialmente che i comuni così per 3 anni non possono sopravvivere, perché ci daranno questi soldi, ma quando finiscono le procedure? La risposta del governo, preso atto della validità delle mie enunciazioni, il governo stesso, perché voi sapete che la manovra finanziaria non è passata dalle commissioni, questa era la lamentela dell'opposizione, ha formulato un emendamento che era il 526 come emendamento, ma ora nella legge finanziaria il comma 907 dell'articolo 1 della legge finanziaria, con cui consentono ai comuni entrati in dissesto nel secondo semestre del 2016 di poter chiedere un'anticipazione per coprire le sofferenze, quindi tutta la questione, tutti i debiti nei confronti degli impiegati, a 300 euro per abitante. Noi abbiamo fatto il conto con riferimento agli abitanti, che sarebbero circa 5 milioni di euro. Evidentemente, esperite le pratiche burocratiche, un'iniezione di liquidità di questo tipo, un'anticipazione di questo tipo consentirà all'ente di respirare, ma non solo a noi, ma a tutte le categorie. È vero che le dovremmo restituire, però comunque le avremmo dovute restituire. È semplicemente la possibilità di immediatamente dare il ristoro a tutti coloro che devono essere pagati dall'ente, senza aspettare i 3 anni o le vicende della procedura dell'OSL, perché in realtà sono questi 6 milioni di euro, che erano quelli dell'anticipazione, noi non ne abbiamo mai potuto fruire. Quindi, preso atto di questa situazione che si determina a seguito delle interpretazioni ministeriali, noi abbiamo potuto interloquire col governo, fare sentire la voce nostra e di tutti i comuni che si trovano nella nostra stessa situazione, perché le procedure di dissesto poi gira ci vogliono 3 anni, certo. Ma un comune può aspettare 3 anni per erogare servizi normali ai cittadini? E devo dire che per la prima volta siamo stati ascoltati, per cui questo, quantomeno il fatto che ci sia la possibilità di avere un riferimento e una risposta dalla politica anche nazionale è certamente di gran conforto. So che, approfitto, sono arrivate altre note positive da questa amministrazione, sono arrivati dei soldi per il è stato arrivato un decreto di finanziamento sempre grazie al governo. Dei soldi legati anche al porto. All'immigrazione, questo feeling con Lampedusa. Ora che cosa succede? Quando c'è veramente la politica prende in considerazione i problemi della gente e vuole risolvere, si attiva in questo senso. Ora, appunto, preso atto delle difficoltà non solo siciliane, ma di tutta Italia, dei piccoli comuni, non solo di Porto Empedocle, ma di tutti i piccoli comuni. Anche se l'emendamento è stato quell'emendamento proprio si chiamava emendamento Porto Empedocle, naturalmente
diciamo Porto Empedocle ha dato l'avvio ad una misura che consente a tutti i comuni in questa situazione di poter respirare, quindi non era diretto esclusivamente, vista la situazione, era targato la Porto Empedocle, fattispecie, e lo hanno vuol dire targato che il suo proprio lavoro, nelle leggi. insomma, Sì, mi hanno riconosciuto questo lavoro di quantomeno di battaglia, di dura lotta per questo paese, ma ci sono altre note positive, perché ora è arrivato il decreto di finanziamento di 100.000 euro destinato non solo a Porto Empedocle, ma tutti i comuni fino a 20.000 abitanti avranno questi 100.000 euro da spendere immediatamente entro i primi 6 mesi di quest'anno, non so, per le strade, per l'edilizia scolastica, quindi non solo per le scuole. Non solo per le scuole, per le Io scuole avevo sono state capito fatte, che era solo per le scuole. non solo, però evidentemente ciascuno opere punterà per recupero del patrimonio, siccome le Ecco, scuole lei ha già pensato dove indirizzare questi soldi? No, io pensavo per esempio alle scale, Ecco, alle quali sono strade, le emergenze di Porto Empedocle a cui lei andrà a destinare 600.000 euro? Io pensavo proprio sì, sugli interventi che necessitano per le scuole, perché noi vogliamo tutti che i nostri bambini stiano bene, e anche per la questione delle strade, perché evidentemente, anche se poi lì c'è tutto un discorso legato ora alla questione della strada statale 115, ai ponti eccetera eccetera, per cui abbiamo avuto i rapporti con l'ANAS e evidentemente le zone interessate dal passaggio dei mezzi pesanti durante questo periodo verranno tutte ripristinate dall'ANAS quale misura di compensazione eccetera, però a ciò aggiungendo queste ulteriori somme vedremo di fare una valutazione per quel che riguarda le maggiori necessità, le strade che sono maggiormente usate o che sono, insomma, hanno bisogno di rappezzi eccetera eccetera, provvederemo sempre, perché la salute pubblica e la vita e l'incolumità delle persone sono la cosa prioritaria. Ecco, lei mi sta dando l'input proprio alla luce della situazione del viadotto, ricordiamo quella di Genova, c'è stato un po' un allarme in tutta Italia, in particolare si è evidenziata anche la possibilità dei due ponti, dei 3 viadotti di Porto Empedocle, anche perché dico, sono state diverse sollecitazioni da parte di Mare Amico, insomma Canale 5, Striscia la Notizia. Ecco, lì avete intervenuto subito l'ANAS per cercare un po' di rimediare, c'è un po' di che c'è il viadotto Spinola, insomma la situazione com'è attualmente? Cioè, giusto anche per dare delle notizie sulla sicurezza, visto che lei mi ha dato l'input. Noi abbiamo un po' di disagio perché è stato installato un semaforo sul ponte Salsetto, ecco, stiamo vedendo le immagini che il nostro Piero Li Causi ci sta mandando. Un senso unico alternato, impedendo la circolazione dei mezzi pesanti superiore a 19 tonnellaggio. E questo ha evidentemente creato un maggior traffico nella zona centrale del paese di mezzi pesanti. Questo desta qualche preoccupazione, noi vorremmo che si sbrigassero sostanzialmente. Ecco, per la verità inizialmente ci fu detto che sarebbero intervenuti sullo Spinola, che l'intervento sullo Spinola non necessitasse di interruzione della circolazione, ma sarebbe stato effettuato dalla parte di sotto, ecco, come vedete nelle immagini, e quindi non c'era necessità. Durante però le fasi di verifiche e di progettazione, i progettisti dell'ANAS hanno detto che il ponte Spinola dava risposte negative e quindi necessitava un alleggerimento del peso. Per questo hanno diciamo, dimezzato il traffico veicolare prevedendo solo un senso. Ora evidentemente io fino a ieri sono stata, perché siamo stati convocati dalla 4ª commissione in assemblea regionale, c'era il direttore regionale dell'ANAS, l'ingegnere Mele. Fino a ieri ho detto che noi vorremmo che facessero il possibile per accelerare i lavori, perché se già c'è traffico in questo periodo e c'è un disagio, figuriamoci che cosa potrà succedere in estate. Ecco, lui mi ha assicurato, lui mi ha assicurato che faranno il possibile, stanno sollecitando le imprese, perché poi devo dire che la problematica che si pone per ora anche con la questione dell'Agrigento-Palermo e l'Agrigento-Caltanissetta è quella della tenuta delle imprese, perché a volte i lavori sono finanziati, cioè tutto è a posto, e poi le imprese manifestano o evidenziano crisi, come
l'impresa che si occupa La per CMC. adesso, la Sì, CMC. la CMC. E quindi lì non è problema tanto di Stato, di Regione di per sé, perché c'è il finanziamento, tra l'altro un finanziamento di 900 milioni di euro, questo 1 miliardo, di cui già sono stati spesi 430 milioni di euro e che ci sono, cioè quindi non è che manca l'investimento, la volontà da parte dello Stato, è lì l'impresa che non ha retto per suoi problemi, però siccome questa cosa si sta verificando con tante imprese, si vede che occorrono dei meccanismi per evitare che le eventuali situazioni di crisi aziendali si ritorcano poi sulla collettività, perché evidentemente fallisce un'impresa di queste dimensioni e blocca lavori per mezza isola. Certo. Sindaco, allora continuiamo questa nostra bilancio un po' della situazione di questa fotografia di Porto Empedocle. Ecco, l'altra emergenza cronica è il problema della raccolta dei rifiuti. Ecco, vediamo che spesso Porto Empedocle insomma non è pulita, ci sono sempre scioperi, i ritardi di pagamenti fanno sì che i lavoratori giustamente aspettino le proprie spettanze, quindi questa è una cosa che insomma Porto Empedocle ancora non è riuscita a entrare nell'ingranaggio della differenziata, ci sono tantissime lamentele, anch'io spesso vado a Porto Empedocle per motivi diciamo di lavoro e vedo che ci sono delle zone completamente, specialmente grandi lavori, le torri. Sì, il problema vero è dei grandi lavori. Perché lì non si riesce a incidere? Abbiamo visto che ci sono stati insomma, momenti molto importanti sulla salute pubblica di Porto Empedocle quest'estate. Lei spesso e sovente si rivolge al prefetto per cercare una mano d'aiuto. Ecco, qual è la negativa? Ecco, perché non si riesce a risolvere il suo problema? Allora, i problemi sono molteplici con riguardo a questa situazione dei rifiuti. Evidentemente le difficoltà economico-finanziarie e di cassa diciamo, hanno un influsso, poi si ripercuotono su quella che è il normale andamento contrattuale. Questa situazione si verifica da noi, si verifica anche in altre città, a Lampedusa, laddove gli operatori ecologici, e mi dispiace, anzi fra l'altro ho saputo che ora sono stati denunciati 25 a piede libero proprio per l'ultima interruzione di novembre, perché si tratta pur sempre di interruzioni di pubblico servizio, poi si vedrà se giustificate o meno, in che termini. Evidentemente i lavoratori esasperati dei ritardati pagamenti a volte hanno dato luogo a queste manifestazioni che hanno avuto naturalmente un influsso negativo su quello che è il trend della raccolta in paese, mortificando lo stesso paese, perché poi nei periodi in cui queste situazioni emergenziali non si verificano, tutto sommato la situazione regge bene, abbiamo avuto. Poi ci sono altri due problemi. Il primo è la questione dell'emergenza sociale, cioè noi abbiamo potuto constatare che, come diceva lei, la zona grandi lavori, ci sono delle zone del paese dove questo fenomeno di abbandono ha una certa recrudescenza. Perché? Perché ai grandi lavori ci sono moltissime case popolari, quindi edilizia economica popolare per persone spesso non ambienti. Non solo, a Porto Empedocle quindi ci sono un 1300, una cosa del genere, case popolari e poi 130 occupazioni abusive di case, quindi facendo un calcolo che 4 persone diciamo a famiglia, 1300-1500 sono già 6000 persone, quindi che normalmente magari anche per questioni legali non possono ritirare i mastelli, perché c'è tutta una problematica legata per esempio agli occupanti abusivi eccetera eccetera, quindi evidentemente come si disfano costoro dell'immondizia? Quindi abbiamo potuto associare il fenomeno dell'abbandono alle questioni di disagio sociale. Avevamo previsto con l'impresa determinate soluzioni anche affrontando questa questione, però appunto in virtù delle difficoltà economiche ci avevano promesso che avrebbero realizzato determinate cose che avevamo convenuto e invece tardano a realizzarle per motivi economici. Ecco come il dio denaro poi interviene anche nelle vicende. Quindi da lì anche la sacca dell'evasione. E devo dire però c'è un ulteriore problema molto grosso che riguarda non solo Porto Empedocle ma tutte le città
dell'Agrigentino, io penso della Sicilia, che è quello delle piattaforme dei rifiuti, delle discariche, della questione dell'organico. Noi abbiamo problemi per l'organico e anche la possibilità che queste discariche, anche con minimi ritardi di pagamento, ti chiudano le porte, che è una cosa gravissima secondo me. Ora, evidentemente, da un lato ci viene imposto anche con ordinanza regionale di adottare determinati sistemi di raccolta dei rifiuti come il sistema di raccolta porta a porta, che evidentemente è il più efficace quanto a percentuale di raccolta differenziata. Dall'altro però noi non siamo, o quantomeno il sistema non è adeguato per quel che riguarda lo smaltimento di questi rifiuti differenziati o meno. Anche perché spesso le piattaforme cambiano. Dicono ci dispiace, la discarica è satura, ci dispiace, attualmente dobbiamo chiudere. Dove scarica Porto Empedocle? Ma sono varie piattaforme, perché per esempio noi l'organico lo abbiamo alla SEAP e domani non ci consentiranno di scaricare perché dice che sono saturi, quindi non ancora. Poi magari ci chiudono perché abbiamo un ritardo ai pagamenti, ma anche lì secondo me per chiudere le porte ad un comune dove c'è un organico, l'umido attualmente alla SEAP ad Agrigento, che però perfetto. La portano in centro di spassamento. Fra l'altro ci sono costi altissimi, ci sono costati circa 140 euro a tonnellata. Per giunta spesso il servizio non viene reso o perché sostengono che c'è la saturazione dell'impianto, non ci si può andare, o per questioni economiche, ma lì è un altro fronte, perché io mi chiedo se sia normale che per un ritardato pagamento chiudano le porte di quello che è un servizio essenziale, ancor peggio che per gli operatori ecologici. Io penso che anche lì chiudere le porte dell'umido ad una comunità, ad un paese, diventa davvero metterlo in ginocchio, e quindi non so se sia così semplice, da domani non entri più da un giorno all'altro. Cioè io penso che forse certe situazioni, non c'è tolleranza, perché finisce che si diventano insomma è una situazione abbastanza grave questa, certo. Perché a fronte di un ritardo di pagamento mettono in ginocchio un'intera comunità, si dà un potere in mano a soggetti privati che evidentemente è eccessivo. Io penso che ci voglia un intervento normativo. Dico, la SEAP l'ha fatto nei vostri confronti? Certo che l'ha fatto, ci dice che da lunedì noi, che pure avevamo dato circa 40.000 euro a metà dicembre a casse chiuse, perché attualmente la cassa è chiusa, quindi non possiamo erogare altre somme di denaro, ci ha comunicato che da lunedì non faranno entrare più il nostro organico. Perché c'è un problema di solvibilità allora. In questo caso però perché il problema qual è? Che neanche per la parte che non è ancora un problema di solvibilità c'è un servizio efficiente, perché per esempio domani, che ancora rientrava nello spazio che ci avevano dato per conferire, già domani hanno detto che non ci ammettono. Ora dico, ma è ammissibile questo? Ora non faccio riferimento solo alla SEAP, ma a un sistema regionale. Cioè tu mi imponi di fare la differenziata, ma tu regione mi devi garantire la possibilità di andare a scaricare i rifiuti differenziati, perché evidentemente l'organico, cioè una cosa è quando i rifiuti non sono differenziati, diciamo anche la possibilità della marciscenza, del generare problemi per la salute pubblica, stranamente per certi versi è inferiore, perché una cosa è l'umido puro e in breve tempo fa vermi, una cosa è mischiato con tutte le altre. Allora, da un lato non si può imporre ai comuni, non solo, poi con tutti questi problemi, per esempio, visto tutti questi problemi che fanno le discariche, riescono a avere una percentuale alta di differenziata come trend annuale solo i piccoli comuni. Sostanzialmente fra i 30 comuni che quest'anno hanno raggiunto l'obiettivo di legge, il 65%, l'unico grande comune è Ribera, sono tutti inferiori ai 15.000 abitanti. Ora dico, la politica, chi amministra, e non parlo delle amministrazioni locali, non si deve porre il problema del come mai su 390 comuni siciliani i 30
che hanno raggiunto il 65% sono sotto i 15.000 abitanti. Allora c'è una questione da affrontare, che non è la questione del sindaco del Porto Empedocle, evidentemente. Allora o si mettono davvero in condizioni di poter effettuare la differenziata e con una pianificazione regionale delle piattaforme, delle discariche in modo efficiente e anche con una sorta di calmierazione dei prezzi, perché andare a pagare 140 euro a tonnellate di umido fa lievitare il costo della Tari, il costo a carico dei cittadini in maniera enorme. C'è secondo lei un deficit dell'amministrazione regionale in questo senso? Certo che c'è un deficit, perché tu non puoi imporre degli obblighi quando sai che non sono realizzabili. Con la cosa ancora più assurda, che non solo questi costi enormi, è stata prevista un aumento dell'addizionale del 20% per coloro che non raggiungono il 65%. Ma così è sempre, cioè va a carico sempre dei cittadini, l'inefficienza del sistema, poi chi la pagano? I cittadini, e ancor più i sindaci, perché poi non sono bravi, perché la Tari aumenta. Ma perché aumenta la Tari? Vogliamo andare a vedere qual è la realtà della situazione siciliana? Allora ci vogliono interventi drastici e io direi anche una calmierazione e l'uniformità dei prezzi di queste discariche. Due cose: lei è stata veramente splendida nello spiegare la situazione, nel capire anche qual è il problema che i nostri, diciamo, amministratori dovrebbero evidenziare. E qual è il livello di differenziata, diciamo, del Comune di Porto Empedocle? Quale percentuale siete arrivati? Noi per poco l'anno scorso non siamo arrivati al 65%, quindi quest'anno ancora i conteggi li sta facendo più o meno, non meno del 50%, io penso sicuro a base anno. E certamente per un paese grosso e con tutti questi problemi è già un buon risultato, però evidentemente ci sono questioni di fondo da risolvere che non riguardano solo Comune di Porto Empedocle, con la cosa ancora più pesante che noi abbiamo un contratto appalto molto oneroso, che è così tanto oneroso proprio perché noi facciamo un servizio di raccolta porta a porta. Forse lei se l'è trovato certo che me lo sono trovato, è stato firmato il 13 giugno, io sono stata eletta il 19 giugno, quindi praticamente 3 giorni liberi prima. Quindi lei è costretta a subire questo contratto? Non ho potuto partecipare certamente alla quanto dura il contratto? Quanto dura il contratto? 7 anni. Quindi per 7 anni e mezzo, 2 anni ora sono che... Secondo lei è oneroso questo contratto? Allora, che potrebbe essere lì c'è una cosa strana che più economico. Una cosa strana che è successa a Porto Empedocle è questa. Ora io non lo so, perché evidentemente ci sono dei parametri tecnici, sono state elaborate tutta una serie, oppure previste una serie di servizi che evidentemente hanno un'onerosità che è stata vagliata, controllata, tutto l'iter. Ad esempio? Un esempio così. Non so, prevedere lo spazzamento meccanizzato con un determinato costo, le ore di lavoro, non è che le decidiamo noi, certo. Il costo delle ore di lavoro si fa con riferimento alla contrattazione. Ma lei non ha la possibilità di rivederlo il suo contratto? No, noi di rimodularlo, non lo so. Sì, ma il problema non è il rimodularlo, cioè io non posso, ecco, unilateralmente, io non posso decidere di diminuire il costo di un contratto, perché lo farei, quindi la rimodulazione può avvenire sull'efficienza del contratto, non sull'entità del pagamento. Certo. Evidentemente noi volevamo vedere se fosse possibile praticare la riduzione del quinto d'obbligo. Certo, però deve anche accettare, certo, però deve essere anche la controparte ad accettare. Noi abbiamo avanzato determinate proposte, per esempio io avevo parlato con la ditta riguardo allo spazzamento, perché questo spazzamento per vari motivi, chi dice per determinate cose che andavano fatte non sono state fatte, per questo e per quello, questo spazzamento non si rivela
efficace, quantomeno adatto alla realtà empedoclina. Quindi avevo chiesto, torniamo indietro, cerchiamo di tornare allo spazzino di quartiere che spazia ogni giorno, perché evidentemente il passaggio di un mezzo una volta alla settimana in una zona, e forse potrebbe anche costare meno. Il problema è l'importo di questi mezzi che è stato pagato e che viene ammortizzato durante il corso degli anni. La ditta deve essere diciamo concorde a rivalutare tutta questa situazione. Il contratto è stato firmato dal commissario allora? Sì, è stato firmato dall'ingegnere Gaglio, perché lo firma il capo dell'ufficio tecnico, e io non ero ancora sindaco, quindi mancava poco all'elezione. Anche lì una stranezza, perché dico c'erano i funzionari addetti che avevano evidenziato l'eccessiva onerosità, anzi per certi versi che non era facilmente sopportabile dalle finanze del comune di Porto Empedocle il peso di questo contratto. Era un contratto pesante, insomma. Sì. Nonostante durante appunto la fine proprio del commissariamento fu firmato. Cosa è successo anche da Agrigento? E fra l'altro la cosa strana è che da un lato si sapeva che era Agrigento è successo questo. Era eccessivamente oneroso, quindi dico quantomeno un po' di cautela. Firmò il contratto poco prima che si hanno questa adusi a queste avvincolate. Evidentemente c'era un input politico ben preciso, è chiaro. Però la cosa è qual è? Che da un lato si firma un contratto che si sa che è eccessivamente oneroso, per lasciare 3 giorni dopo una relazione con cui si dice che l'unica via è il dissesto. Quindi, come dire, è come qualcuno che sa che ti lascia nei guai, perché evidentemente... Senta, un altro aspetto volevo toccare, giusto per chiudere questo discorso della raccolta dei rifiuti. Ecco, c'è anche un alto livello di evasione nella gente che non paga la tassa, e in questo senso cosa si può fare? Sì. Allora, evasione che chi non la paga, ed evasione anche di chi non è registrato. Sì, allora... di chi non esiste, insomma, invece produce rifiuto. Ma no, questi ormai sono pochi, come abbiamo fatto vari controlli incrociati, eccetera. Non è proprio, c'è un'evasione sostanziosa a Porto Empedocle. In che percentuale, grosso? Quasi il 60% circa quindi già il costo è oneroso, più il 60% non paga, abbiamo delle grandissime difficoltà. Io penso che innanzitutto manchi il senso civico. Questa è perché anche tanti problemi in relazione a questo all'esecuzione del contratto dello smaltimento dei rifiuti sono legati a mancanza di senso civico, perché evidentemente in un paese come Porto Empedocle il fatto che nelle zone passi una volta alla settimana lo spazzamento meccanizzato è insufficiente, in altre realtà si vede che è sufficiente, e qua da noi magari si è abituati a buttare la carta per terra, e quindi è mancanza di senso civico, ma anche il non pagare le tasse è mancanza di senso civico, perché io posso comprendere le situazioni di morosità incolpevole. Chi deve scegliere fra pagare le tasse e mangiare, evidentemente sceglierà di acquistare per poter sopravvivere, e per certi versi non dico che sia legalmente giustificato, ma moralmente giustificato sì. Ora, io però non penso che 60 persone su 100 a Porto Empedocle non siano in grado di pagare le casse, e soprattutto mi dolgo davvero. Forse c'è una cattiva abitudine nel pagare. Perché prima pagava pantalone eccetera, però il problema è che adesso noi non abbiamo da parte dello Stato, delle regioni, tutti questi trasferimenti che consentano di ammortizzare il costo di un servizio così oneroso. Un nuovo buco di bilancio. Sì, perché certo, ogni anno si crea un buco di bilancio, ma a me, devo dire, mi dolgo soprattutto di chi, pur evidentemente avendo grandi disponibilità finanziarie, di chi magari lucra su attività che producono moltissimo immondizia e le cui attività vanno bene perché è all'evidenza agli occhi di tutti, non paga l'immondizia. Davvero questa è una cosa moralmente intollerabile, giuridicamente pure
pure. Il problema qual è? Che purtroppo finora i mezzi di contrasto all'evasione non sono stati adeguati, perché è avanti che si fanno le procedure, cioè noi Anche ora perché stiamo mandando gli avvisi per il 2013-2014, ma io ora devo pagare l'immondizia. La procedura ha un costo anche. Certo, no, la procedura ha un costo, ma non solo, ma è lenta, cioè poi con il ricorso in commissione tributaria di qua e di là. Quindi evidentemente io pago nel 2018, recupero l'evaso dopo anni, quindi non c'è bilanciamento, tant'è vero che ora fra le proposte del, mi pare, decreto semplificazione c'è quella di consentire il pagamento della Tari tramite la bolletta dell'energia elettrica, come per il canone RAI. Devo dire che mentre per il canone RAI qualche dubbio si poteva avanzare, perché alla fine il canone RAI non è una cosa, qui si tratta di un servizio essenziale che viene reso ai cittadini e che è giusto che i cittadini paghino, cioè anche lì un cambiamento di mentalità. Come l'energia elettrica viene erogata, è un servizio, uno lo paga, altresì deve pensare di dover pagare quelle persone che ti vengono a togliere l'immondizia sotto casa, il peso dell'immondizia che si produce. È giusto che entri nella mentalità dei cittadini il fatto che sono servizi che vanno pagati. Chi non paga questi servizi, dico... Lei come valuta l'idea degli inceneritori? Degli inceneritori? Lì è una questione complicata, nel senso che fra l'altro ora è arrivato, non so se sapete che è arrivato il rigetto da parte del TAR, mi pare, del ricorso effettuato dal comune di Agrigento per quel che riguarda la vicenda dell'inceneritore. Quindi l'assessorato regionale ha ragione ad aver autorizzato questo impianto. Allora, io personalmente, anche lì va fatta una valutazione secondo me di costi e benefici, sono contraria. Lo abbiamo anche detto in campagna elettorale, anche se la questione merita un approfondimento, perché è comunque un impianto molto pericoloso. E nei fatti rientra, penso, nella normativa questa di impianti pericolosi, eccetera. E estrema vicinanza al centro abitato, alle attività portuali, eccetera, avrebbe un influsso. Insomma, sicuramente, certamente c'è tutta una problematica lì che riguarda gli impianti ritenuti strategici. Città, insomma, sì, perché per esempio c'è l'assurdità, io sono venuto a conoscenza il riscaldamento di città. Ma io sono per esempio venuta adesso, secondo me ci possono essere con i rifiuti, insomma. Alternative. Lei mi ha chiesto l'inceneritore, io pensavo al rigassificatore. L'inceneritore. L'inceneritore, per quel che riguarda l'inceneritore io sono molto perplessa. Il rigassificatore non si fa più. Anche lì non si sa, io parlavo invece di questo, che è stato confermata l'autorizzazione da parte dell'assessorato regionale. Non si fa, per quel che riguarda gli inceneritori, noi siamo contrari perché in generale, ma poi nella situazione empedoclina, noi scontiamo, ora sono venute fuori le risultanze del registro dei tumori. Ed è venuto fuori che Porto Empedocle è il comune della provincia di Agrigento, insieme a Canicattì, col maggior numero di tumori, specialmente femminili. C'è un'altissima incidenza di morti evidentemente, spesso si hanno anche tante patologie tiroidee, cosa normalmente incompatibile con la vicinanza del mare. Quindi evidentemente c'è una situazione di inquinamento qui, per cui l'impatto ambientale che potrebbe avere un impianto di questo genere verrebbe a gravare su una situazione già compromessa. Il mio collega mi sta mandando le immagini dell'Italcementi. Sì. Abbiamo novità sull'Italcementi? Allora, sull'Italcementi devo dire non lo si sa, io stiamo arrivando quasi alla... Però so che lei ha fatto degli incontri con la nuova proprietà tedesca. Noi innanzitutto... ormai è morta, diciamo, no? Allora, in questo momento c'è una grandissima crisi del settore
settore cementizio, Sì. anche perché sono state bloccate le opere pubbliche anche in Sicilia, eccetera, eccetera. C'è una grandissima crisi, non penso risolvibile. Io sono stata in questi giorni proprio a verificare un po' la questione e ho parlato al MISE, al Ministero per lo Sviluppo Economico, della questione Italcementi di Porto Empedocle, proprio con riferimento ai lavoratori questi che sono insomma privi di ogni provvidenza e di cui mi pare che noi è ci scaduto occupiamo. tutto, È scaduto cassa tutto, no, integrazione, c'è ancora mobilità. un impegno c'è da parte dell'Italcementi. Il problema è che il settore cementizio è molto in crisi, tanto che mi chiedevo che c'era la richiesta di cassa integrazione per al MISE, mi hanno detto questo. Quindi come settore cementizio in sé in questo momento è un po' niente. Si parlava dei sali potassici. Ecco, il problema è la utilizzabilità di questo enorme sito dell'Italcementi anche per altri utilizzi, appunto. Potrebbero essere anche legati al ciclo rifiuti, perché la verità è che poi il rifiuto in un'ottica giusta non dovrebbe essere considerato appunto qualcosa da diciamo distruggere, eccetera. Ecco perché non la logica dell'inceneritore, ma dovrebbe essere considerato un po' una materia prima nell'ottica di un riciclo e di un riutilizzo nell'economia circolare. Perché io faccio sempre ai ragazzi, quando cerco di fargli capire le cose, dico: avete presente le bottigliette di acqua che magari voi buttate così o vengono messe? Dico, il pile che ormai utilizziamo tutti e che riscalda viene dalle bottiglie di plastica, ormai lo si usa anche per le lenzuola durante l'inverno, quindi perché non entrare in quest'ottica che veramente può essere una materia prima il rifiuto, quindi non c'è bisogno di inceneritori, certamente. Allora, io ho gli ultimi 5 minuti, vorrei farle tantissime domande, ma sicuramente cerco di essere sintetica. Abbiamo parlato dell'immondizia, un altro handicap della sua amministrazione è l'annoso problema del pagamento degli stipendi ai dipendenti. Sì, è sempre là. Ecco lì, questa è un'altra cosa, diciamo, che caratterizza particolarmente la sua amministrazione. Allora, si può fare qualcosa affinché vediamo spesso manifestazioni in prefettura, giustamente lavoratori. Ora avete risolto, a dicembre avete risolto, insomma, non completamente, però insomma, ecco, parliamo velocemente anche di in realtà il vero problema degli stipendi c'è stato i primi 5 mesi di mandato, il periodo in cui noi abbiamo dichiarato il dissesto. Da quel periodo in poi, salvo in qualche caso qualche breve ritardo, i lavoratori sono stati retribuiti regolarmente mensilmente, cioè si è verificato in qualche mese qualche ritardo appunto per magari i trasferimenti arrivavano in ritardo da parte della regione eccetera, però per 2 anni si può dire non abbiamo avuto problemi, anche se, come dire, quando uno è traumatizzato, i dipendenti del comune di Porto Empedocle dopo quel periodo lungo in cui sono rimasti, stiamo vedendo le immagini, in quel periodo lungo in cui sono rimasti senza avere nulla, giustamente a ogni minimo ritardo andavano in fibrillazione. Questa volta c'è stato un problema non legato a un fatto amministrativo, ma sempre a questa interpretazione data dall'OSL con l'Unicredit, che ci ha privato. Noi eravamo convinti di chiudere il secondo anno consecutivo senza problemi neanche per gli stipendi dei dipendenti, quando il 25 settembre, per via di questa interpretazione data dall'OSL, l'Unicredit, si può dire dal mezzogiorno all'una, ci ha tolto dalla cassa circa 2 milioni e mezzo di euro. Ora, in un ente in dissesto, venire meno una somma così grande ci ha lasciato davvero in una situazione drammatica per le finanze dell'ente, perché purtroppo c'è da dire che non si considera diciamo un ente pubblico e le esigenze che ha di dare risposte ai cittadini. Viene sempre prima l'aspetto monetario, direi proprio prettamente monetario finanziario, per cui non hanno voluto sentire ragioni, per cui ecco, la banca fa i suoi interessi in termini di proprio materiali, di percentuali,
Noi quindi evidentemente, mentre eravamo tranquilli, io avevo parlato al ragioniere capo chiedendo come fossimo, se saremmo arrivati, se potessimo riuscire ad arrivare alla fine dell'anno tranquilli, avevo ricevuto assicurazioni per tutto, improvvisamente ci siamo trovati con una scopertura di cassa di 1 milione e passa, centinaia di migliaia di euro, con l'impossibilità materiale di acquistare la minima cosa, persino la benzina ai mezzi ai vigili urbani. Abbiamo sopperito noi amministratori con i nostri beni personali, eccetera, eccetera. Con i fondi Io propri. davvero, anzi, siamo riusciti a andare avanti senza che l'ente abbia avuto né danni e tutto sommato, tranne i 2 giorni di sciopero a novembre, Sì. da settembre a dicembre siamo riusciti a contenere la situazione. Questo mi ha messo in condizione di chiedere fortemente alla Regione, perché non capivo come mai si potesse aiutare Catania, che viveva una stessa situazione, solo perché quello è un bacino elettorale più grande o di pertinenza di determinate persone, e Porto Empedocle magari un bacino più piccolo, eccetera, ma i diritti dei lavoratori e delle persone non dipendono dalla dimensione geografica o dal bacino Quindi elettorale, c'è stato un ma sono aiuto. tutti uguali. C'è stata una dura battaglia perché, nonostante le mie richieste, non è stata accolta la possibilità di inserire nel primo comma della legge variazione del bilancio regionale, ma fra virgolette sono state accontentate solo Catania e Siracusa, però poi con una battaglia fatta anche dai deputati del Movimento 5 Stelle che hanno sposato questa causa, abbiamo ricevuto la possibilità di chiedere prettamente per gli stipendi dei dipendenti di ruolo 2 mensilità, che avessimo almeno 2 possibilità, e lo abbiamo fatto. Fra l'altro era una cosa a sportello, noi siamo arrivati il secondo comune, quindi immediatamente è uscito il decreto. Devo ringraziare gli uffici che mi sono venuti dietro e sono stati tempestivi, quindi attendiamo anche questa forma di ristoro, quindi diciamo le prospettive sono positive. Certo, siamo in una situazione un po', finché non arrivano materialmente questi soldi, che poi ecco lì non dipende da noi, cioè noi abbiamo operato nei confronti del governo, ci ha ascoltato, ci ha dato, ora nei confronti della regione stendiamo queste provvidenze. Fra l'altro allora, sempre su iniziativa del Movimento 5 Stelle, Porto Empedocle fu fatto inserire fra i comuni che hanno diritto a ricevere delle provvidenze dalla regione, in quanto porto di sbarco dei migranti, perché evidentemente il fatto che la nave di Lampedusa attracchi a Porto Empedocle e tutte le persone che arrivano poi passano di qua, alcuni a volte passaggi incustoditi, cioè viene dato il foglio di via, dite arrivate a Porto Empedocle, vi recate alla stazione è giusto che venga considerato e beneficiato, non soltanto considerata Lampedusa, Pozzallo, e infatti sono state inserite anche i comuni di Porto Empedocle e Augusta, quindi attendiamo anche questo riparto. Adesso mi pare che il fondo fosse di 2 milioni di euro da ripartire in 5 comuni siciliani, che siamo ai punti di sbarco. Come saranno destinati questi? Ho parlato oggi con la dottoressa Rizza, che è il direttore della regionale, e ancora mi diceva che era al vaglio, perché prima stavano tenendo in considerazione dei criteri di riparto, ma ancora l'assessore regionale doveva decidere definitivamente su come ripartire queste somme. Dico, ma sono tempi tecnici che però ci consentono di ben sperare. Evidentemente un po' di pazienza per questo periodo, perché noi siamo a casse chiuse, cioè ancora in questi giorni stanno, ma ormai è questione di giorni, però ancora deve riaprire la casa. Non so, per esempio poi c'è il passaggio dei residui, cioè i residui dell'anno 2018 non possono essere pagati prima che venga data una sorta di autorizzazione sempre dal tesoriere, quindi sono dei passaggi burocratici anche lì che magari non dipendono da noi. La gente che è disperata, in difficoltà, poi magari si esaspera e dà luogo a manifestazioni penalizzanti per tutti, ecco. Ma noi speriamo che
Però non gli ci auspici siano più... sono buoni, perché se arriva questo famoso, i fondi di questo famoso emendamento Porto Empedocle, quantomeno tutte le situazioni di sofferenza pregressa dovrebbero essere in grado di risolverle, il che significa tutti gli arretrati, insomma una situazione che ci fa ben sperare. Sindaco, io avevo tantissime altre domande da I lavori pubblici. Lavori pubblici. Che abbiamo il Lido che è in fase di definizione, nonostante le scommesse negative. La strada dell'Asi che potrebbe essere... Sì, e ho proprio chiesto ieri alla Regione, ho parlato con l'assessore Turone proprio per questo, chiedendo che venisse finalmente definita, perché fra l'altro quest'asse viario alternativo... Turano l'assessore. Come? Turano, scusate. Con l'assessore Turano. Produttive. Ecco, sì, io ho parlato ieri e mi ha detto che ci dobbiamo sentire. Lei è una strada ASI, mi pare, no? Come? Lei è una strada ASI, mi pare, che dipende dall'ASI. È dell'IRSAP e quindi è legata alle attività regionali, quindi ho detto, ma perché questa incompiuta da tanto tempo, insomma, e quindi mi ha dato la disponibilità a impegnarsi. C'è qualche altra novità? Senso. Giusto ma perché no, già lo abbiamo... stadio già sapete che è stata appaltata. Ora partiranno, abbiamo fatto le delibere per i cantieri di servizio, di lavoro di servizio, quindi saranno 3 a Porto Empedocle, perché ce n'è uno attivato dalla Chiesa Madre, quindi a breve, insomma, sono in fieri tante cose positive. Ma come vede questo 2019, giusto per arrivare alla conclusione di questo nostro dibattito? Lo vedo sempre, cioè io sono una persona ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, anche nelle maggiori difficoltà, perché se no forse non avrei potuto reggere e come auspicavano in molti mi sarei dimessa. Invece penso che noi siamo partiti da una situazione davvero terribile, però il comune si va riprendendo, va prendendo aria, stanno cominciando tanti lavori, tanti sono stati finanziati, le attività cominceranno, poi anche con questo fatto del reddito di cittadinanza secondo me ne trarrà un beneficio tutta la città, le attività, perché andranno in circolo risorse, magari qualcuno di più potrà anche pagare le tasse, quindi insomma io più tutta questa attenzione che abbiamo da parte, non solo, è venuto anche il ministro Toninelli, ci sono prospettive nel 2019 per quel che riguarda il porto, quindi io sono sicuramente speranzosa che andremo sempre a crescere. Bene, noi ringraziamo il sindaco di Porto Empedocle, Ida Carmina, abbiamo fatto un bilancio dei suoi 2 anni di attività e anche in prospettiva un'analisi di ciò che sono le varie problematiche, nella speranza che il comune possa uscire un po' da questa situazione un po' particolare di crisi dovuta in particolare al mancato stipendio dei dipendenti, la situazione dei netturbini, insomma una situazione che speriamo possa in 2019 essere migliore. Grazie sindaco e grazie ai nostri telespettatori. Grazie a voi dell'attenzione e dell'ospitalità. Ricordo sempre TVA sul canale 92 in tutta la Sicilia in streaming, e questo programma lo metteremo anche sulle nostre piattaforme social YouTube, Facebook e Twitter. Grazie, buona serata. Buonasera.